Ora ci stanno una coppia di sposi prima notte di nozze. Riconoscibilissime le due coppie. La prima coppia de Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona La Dispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibili anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppichi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte dei nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come mi acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta, signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte dei nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora, oh. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita, signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso, a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Napoli, Piazza Dante, negozio di abbigliamento, 9:30 del mattino, si apre la porta. Entra un messicano con tanto di sombrero. Buenos días, señor! Buongiorno. Sono Julio. E che me ne foto? Che bu? Quanto costa il cavozones? Che? Il cavozones? Il pantalone. Il pantalone costa 100.000 lire. E la camisa? La camicia. La camicia costa 30.000 lire. Troppo caro, signor, me ne va che. Se ne va. Il giorno dopo, 9:30 puntuali di mattina, si apre la porta. Buenos días! Nada da chi? Sono Julio, ussaccio, si è venuto pure io. Che bu? Quanto costa il cavozones? Te l'ho detto pure ieri. 100.000 lire. E la camisa? Sempre come ieri, 30.000 lire. Troppo caro, signor. Me ne va che. Se ne va nada voi. Il giorno dopo, 9:30 puntuale. Buenos días! Mannaggia, tu sei Julio? Sì, signor. E si è venuto pure ieri e l'altro ieri. Che bu? Quanto costa il cavozones? 1.000 lire. E la camisa? 700.000 lire. Signore, scusami, tu perché hai alzato la camisa e hai lasciato il cavozones? Per farti vedere quando me le hai scassate!